Eccoci cari telespettatori insieme per incominciare il nostro consueto appuntamento con lo speech CGIL. Parliamo di pensionati, parliamo in realtà di una questione che riguarda le persone anziane. Sempre la non autosufficienza, non si è ancora risolto questo dilemma incredibile, eppure bisogna fare qualche cosa. Cosa sta facendo lo SPCGIL? Per parlarne qui con noi in studio Renato Bressan della segreteria regionale dello SPCGIL del Veneto, ben ritornato qui con noi. Salve. E per, non molto allegro, per dirci che cosa, Bressan, a che punto siamo qui in Veneto? E a livello nazionale, perché poi è anche una questione di carattere nazionale. Sì, qui in Veneto e a livello nazionale, perché ormai da qualche tempo noi stiamo raccogliendo le firme per stimolare, diciamo in qualche modo, il governo nazionale a produrre una legge sulla non autosufficienza. È un tema che si intreccia anche con le dinamiche regionali, di cui magari adesso anche qui ne parliamo, ma prima, come dire, di entrare nel merito della legge bisogna fare una premessa. Cioè noi in questo momento in Italia abbiamo qualcosa come 3.100.000 persone non autosufficienti. Che sono quindi a prescindere che siano anziani o non anziani, poi sappiamo che la stragrande maggioranza di queste sono persone anziane, però purtroppo non solo anziane, purtroppo succede che anche giovani siano non autosufficienti. Cioè vuol dire che abbiamo 3.100.000 famiglie che hanno un non autosufficiente in casa e che crea, come dire, una serie di problematicità importanti, che sono problematiche legate ovviamente ai costi, per quanto riguarda il mantenimento di una non autosufficienza, ma anche problemi di carattere sociale, familiari, perché quando c'è un non autosufficiente noi sappiamo che ad un certo momento quello diventa un problema sanitario e sociosanitario. Sappiamo anche, dall'ultima ricerca prodotta ad esempio dalla Bocconi, che in Italia abbiamo qualcosa come 1 milione di badanti. Siamo arrivati, come dire, ad affrontare questo problema con una sorta di badantato di massa. E per fortuna che ci sono, però, per carità. Per fortuna che ci sono, ma noi sappiamo anche che per un po' la badante può andare bene, perché ti porta l'anziano a fare la passeggiata, perché gli ricorda, come dire, quando deve prendere le medicine, perché magari anche in qualche maniera lo aiuta a mangiare e a fare quelle attività domestiche che servono. Ma sappiamo anche che ad un certo momento il problema è specificatamente sanitario e quindi abbiamo bisogno di strutture extraospedaliere, sociosanitarie, come le strutture residenziali per l'appunto, cioè le case di riposo. Ora, noi da molti anni chiediamo che questo problema venga in qualche maniera governato attraverso una legge nazionale, perché abbiamo guardato anche a quelle che sono le dinamiche demografiche future. Infatti. Cioè, avete condotto delle analisi molto precise con degli studi scientifici, questo è bene dirlo perché non è che si tratta di tendenze così a percezione. No, assolutamente. E il numero di anziani, e poi diventeranno anche non autosufficienti, per fortuna aumenterà sempre di più, perché questo vuol dire che c'è un'aspettativa di vita più lunga. Però purtroppo non ci sono un'attrezzature, diciamo, sociali, sanitarie adeguate. Sì, noi siamo il secondo paese più vecchio al mondo. Cioè noi dopo il Giappone abbiamo, come dire, l'aspettativa di vita più lunga di questo pianeta. Che cosa buona, non è che qualcuno mette in discussione questa cosa qua, il problema è come arrivarci. Quindi noi sappiamo anche che nelle dinamiche prospettiche rispetto alla prossima demografia, da qui ai prossimi 10 anni, i grandi anziani, cioè quelli ultra ottantenni, dove si concentrano le cronicità che portano alla non autosufficienza, eccetera, aumenteranno del 25%. Cioè questo vuol dire che a bocce ferme, se non si fa nulla, noi dai 3 milioni attuali passiamo a 4 milioni e 10 anni, come dire, per la demografia vuol dire dopodomani. Con pensioni non certo. Con pensioni che peraltro sappiamo essere quelle che sono, guardavamo proprio in questi giorni gli ultimi dati relativi a quelle che sono le pensioni ad esempio in Veneto, ma il dato è nazionale. Noi abbiamo pensioni che per il 60% non superano i 750 euro lordi al mese.
e sappiamo che i costi, quando dicevo che il primo problema è quello di carattere economico, i costi di una struttura residenziale tra la quota alberghiera e la quota sanitaria viaggiano ormai attorno ai 3.000 euro al mese. Ora, ad esempio, su questa questione in Veneto noi sappiamo che abbiamo 33.000 posti letto nelle strutture residenziali, ma abbiamo ad esempio 193.000 non autosufficienti. La non autosufficienza è verificabile dagli assegni di invalidità civili, quindi da questo punto di vista non sbagliamo. Ecco, quindi sono 193.000 e ogni anno, ad esempio abbiamo guardato 3 anni fa, erano 6.000 in meno, nel giro di 3 anni sono diventati 6.000 in più. Quindi abbiamo una progressione che si moltiplica di anno in anno. Chiediamo da tempo, ad esempio alla Regione Veneto, di produrre la riforma delle IPAB, cosa che vergognosamente, bisogna dirlo, dopo 20 anni non ha ancora fatto. Siamo rimasti l'unica regione ancora a non farla assieme alla Sicilia, cioè la riforma sulle case di riposo pubbliche, giusto per capirci, ma chiediamo anche che vengano messe più risorse a disposizione di un problema come questo, perché molte famiglie per davvero non ce la fanno a mantenere un proprio anziano non autosufficiente. Perché qualora anche in una struttura, il problema mettessero più case di riposo, perché se ne stanno costruendo tanti, sono tanti progetti, ma non sono accessibili perché la retta è troppo alta. È altissima. È altissima. La questione di quindi se anche hanno l'impegnativa di residenzialità che copre la quota sanitaria, vuol dire che noi copriamo la metà del costo, ma sono solo 24.000 in Veneto. Adesso ci sarà qualche centinaio in più con l'ultima proposta fatta dalla Regione Veneto per quanto riguarda le impegnative di residenzialità, ci sarà qualche milione di euro in più, ma si tratta per davvero di poca cosa rispetto alla domanda complessiva. Quindi quello che continuiamo a dire, guardate, dobbiamo cercare di fare una legge sulla non autosufficienza di carattere nazionale che uniformi e in qualche maniera programmi gli interventi rispetto ad un fenomeno che sappiamo che non è casuale, succederà. E quindi non stiamo discutendo di una cosa non prevedibile, la non autosufficienza purtroppo è prevedibile. Quindi il primo tema è questo. Il secondo tema riguarda come facciamo per ritardare il più possibile la non autosufficienza. Quindi, come per le malattie, noi dobbiamo utilizzare il criterio della prevenzione. Prevenire è meglio che curare. La prevenzione per la non autosufficienza si chiama politiche dell'invecchiamento attivo. Cioè noi dobbiamo cercare di fare in modo che la persona anziana che vive soprattutto una situazione di isolamento relazionale, e sono ormai moltissimi, basta pensare che ormai noi oggi abbiamo circa il 29% in Veneto di nuclei familiari unipersonali, cioè di persone che vivono da sole. Queste sono quasi tutte persone anziane, sono donne, sono vedove e vivono in larga parte un isolamento relazionale, e anche questo porta alla fine alla non autosufficienza. Quindi tutte quelle politiche che si accompagnano all'invecchiamento attivo, cioè alla mobilità, che non è solo fisica ma anche culturale, educativa, sociale, eccetera, sappiamo da tutti gli studi che sono stati fatti che ritarda e anche di molto la non autosufficienza, quindi la cronicità, eccetera. Quindi politiche per l'invecchiamento attivo, strutture residenziali adeguate e un finanziamento adeguato per aiutare le famiglie, soprattutto quelle a basso reddito. Come dire, per questa ragione noi chiediamo sia la legge per la non autosufficienza a livello nazionale, con la quale stiamo discutendo con il governo e abbiamo manifestato il 16 di novembre scorso a Roma al Circo Massimo, e sia a livello regionale, perché la riforma delle IPAB e maggiori risorse, maggiori quote sanitarie in questo caso assolutamente sono necessarie. Ecco, voi lo state chiedendo da tantissimo tempo, cioè una cosa impressionante. In più questo secondo capitolo di cui parlava, cioè l'invecchiamento attivo, quindi invecchiare nel modo migliore possibile, ha degli ostacoli, ovvero le persone che sono autonome, vivono nella propria abitazione, eccetera, però non hanno la possibilità di uscire e quindi frequentare dei centri anche diurni. Quindi l'accompagnamento e la riunione di queste persone in strutture dove possono socializzare, eccetera. Questo ci viene scritto anche da diverse persone che vivono isolate in anche abitazioni molto grandi e che hanno difficoltà a riscaldare, eccetera. Si fanno anche la spesa da sole nel loro piccolo, c'è qualcuno che gliele porta, ma non riescono a
fare quel passo in avanti che possa farli uscire dal tunnel che è davanti a loro praticamente. In questo senso le amministrazioni, e qui parliamo allora di contrattazione sociale, tra voi sindacato e le amministrazioni e quant'altro, come possono rispondere? Perché stiamo parlando lei ad esempio di Belluno, conosce benissimo la realtà, certo. Lì, è una tra le più delicate, bellunesi o Rodigini eccetera. Ma dove abbiamo un invecchiamento più elevato rispetto agli altri territori e alle altre province. Con le amministrazioni locali vale la stessa regola, poi noi sappiamo che le amministrazioni locali hanno, come dire, margini più stretti di bilancio, sono stati tartassati in questi anni con tagli ai trasferimenti però conoscono statali, il territorio, cioè ma conoscono il territorio e sanno esattamente cosa gira nel suo territorio, quali sono le istanze, i bisogni che arrivano da quel territorio, e noi ci confrontiamo su questi temi perché in taluni casi ci troviamo ad esempio all'aumento della struttura residenziale, della casa di riposo, della retta, della quota alberghiera. Allora quello che chiediamo in questo caso agli amministratori è: mettete una progressività in base al reddito, metteteci l'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, cercate di esonerare per una parte quei bassi redditi che dicevo prima e magari chiedete €1 in più a chi ha redditi elevati, perché non tutti gli anziani non autosufficienti, come dire, sono a €750 al mese, ci sono quelli che percepiscono anche 2.000, 3.000, 4.000 euro al mese, quindi possono metterci €1 in più. Cioè cerchiamo di moltiplicare gli strumenti che abbiamo a disposizione per affrontare anche localmente questo problema. È vero anche un'altra cosa, che sempre più spesso noi ci troviamo di fronte ad amministratori che ci dicono di aver fatto la richiesta per una struttura residenziale privata. E sono tutte strutture private accreditate dalla Regione Veneto. Quindi si sa che esistono, dovrebbero essere controllate, hanno dei requisiti. Quando si fa la richiesta c'è tutta una procedura perché si arrivi, come dire, alla struttura privata accreditata dalla Regione, quindi vuol dire che quella struttura ha tutti i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale per consentirgli quel tipo di attività. Ora il problema non è tanto questo, sappiamo che i controlli ci sono, eccetera. Il problema rimane sempre quello dei costi, che sono per davvero improponibili per tante famiglie. Ora su questo noi sappiamo anche che spesso le amministrazioni locali devono intervenire per effetto di una sentenza di qualche anno fa, perché se i familiari non ce la fanno a mettere quella quota mancante per riuscire a pagare la quota alberghiera o magari anche la quota sanitaria, devono intervenire le amministrazioni locali, e sappiamo, come dire, che sono costi ingenti a carico degli enti locali. Per questo continuiamo a chiedere la legge sulla non autosufficienza, la riforma delle IPAD. Però se la legge viene fatta e anche una riforma viene fatta, ma scatola vuota, cioè senza poi finanziamenti, è come non averla fatta? Le scatole bisogna riempirle, se no evitiamo di fare le scatole. Perché tanti anni fa era già successa una cosa. Era già successa questa cosa, perché a livello nazionale per qualche anno era stato il fondo sulla non autosufficienza era stato completamente azzerato, poi è stato ripristinato e oggi, come dire, abbiamo un fondo di 400 milioni e qualcosa a livello nazionale, che è per davvero pochissima cosa, perché se pensiamo che in Veneto siamo riusciti anni fa ad ottenere un fondo sulla non autosufficienza che oggi è più di 700 milioni di euro solo per la Regione Veneto, ci rendiamo conto che a livello nazionale per davvero è pochissimo avere un fondo di 400 milioni. Ma quindi noi continuiamo ad insistere, c'è una vera e propria ormai emergenza, è una bomba sociale che tra un po' sta esplodendo, ci auguriamo che questa problematica venga messa a sistema. Una legge nazionale deve mettere a sistema intanto le risorse che ci sono, nazionali, regionali, locali, per cercare di indirizzarle, come dire, tutti verso un obiettivo. E poi perché ci devono essere delle procedure, perché molto spesso noi siamo in Veneto e noi sappiamo, come dire, che in Veneto in qualche modo abbiamo delle regole, abbiamo delle leggi, abbiamo dei fondi, e sappiamo che c'è una sensibilità sul tema anche da parte degli amministratori locali, ma non è dappertutto così, e spesso con la libera scelta magari noi possiamo decidere di trasferirci su una struttura residenziale anziché su un'altra. Allora avere una legge nazionale che in qualche maniera codifica tutta questa materia è opportuno, come fanno tanti altri stati in Europa. Come mai l'Italia non ha ancora una legislazione in questo senso? È la cosa che noi chiediamo, come dire, al governo
nazionale, chiunque sia, abbiamo manifestato in Veneto per una legge sulla riforma delle IPAB, la stessa cosa facciamo a livello nazionale con il governo nazionale, dove, ripeto, il 16 novembre scorso abbiamo manifestato con decine, centinaia e migliaia di persone al Circo Massimo, per la stessa ragione. Ecco, con un governo appunto adesso che è cambiato di un certo tipo, che risposta avete ottenuto? Perché magari uno dice magari c'è una maggior sensibilità, o non è proprio così, perché si è ottenuto qualche cosa, ci sono delle prospettive, o è lettera morta? Ora, noi con il governo nazionale abbiamo una piattaforma. La non autosufficienza, devo dire, che è il tema principale della nostra piattaforma. Poi abbiamo il tema della perequazione delle pensioni, abbiamo il tema del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, eccetera, eccetera. Tutte cose che abbiamo già spiegato più e più volte anche nelle tante assemblee territoriali che abbiamo fatto in questo periodo. Ma il tema della non autosufficienza l'abbiamo proprio messa al centro della nostra piattaforma. Quello che abbiamo detto al governo anche ultimamente, negli ultimi incontri, è: guardate, noi ci rendiamo conto che dall'oggi a domani un problema del genere non si risolve, nessuno ha la bacchetta magica. Importante però per noi è che si incardini un provvedimento legislativo all'interno della legge di bilancio 2020. E cioè cominciamo a incardinare, cominciamo ad aprire un percorso che nel breve e medio periodo porti a una legge sulla non autosufficienza con quelle caratteristiche di cui dicevo prima, perché semmai si inizia... Ora, dal punto di vista del ministro Roberto Speranza, che è il ministro della Sanità, ha detto che su questo tema, come dire, stanno ragionando all'interno del Ministero, e lo stesso Presidente Conte ha detto che di questa cosa in qualche misura vogliono farsene carico. Vediamo, perché noi sappiamo che in questo momento il governo sta discutendo di tutto, sui giornali si sta discutendo di tutto fuorché di temi di questo genere. Ci auguriamo che per davvero, prima dell'approvazione finale, entro fine dell'anno, della legge di bilancio, noi possiamo trovare traccia di quello che abbiamo chiesto. Se non si trovasse traccia, guarda che traccia anche poco, perché con le tracce hai voglia di farne di lavoro. Ce ne vogliono tante per fare un percorso. Qualora questo non avvenisse, perché ormai il tempo veramente è contato, e per impostare un discorso di questo tipo ci vuole veramente anche una preparazione, uno studio, un'analisi di non poco conto. Cosa succedere? Quali sono le prospettive? Quindi in un anno silenzio, non succederebbe niente se non si mettono le basi nella legge di stabilità, nella legge di bilancio. Ma io credo che se per davvero il governo pensa di sottovalutare, ma chiunque governo, che sia nazionale o regionale, pensa di sottovalutare una tematica di questo tipo, credo che mancherebbe un appuntamento importante con la storia. Ripeto, ci sono milioni di famiglie che attendono una risposta da anni sul tema. Sottovalutarlo e non rispondere a un tema del genere, e non cominciare quantomeno a dare delle risposte, sarebbe per noi un atto politico grave. Ecco, quindi ribadiamo la necessità di una legge sulla non autosufficienza. Abbiamo già raccolto centinaia di migliaia di firme in tutta Italia, continuiamo a raccoglierle. E a breve, come dire, le consegneremo proprio al governo, perché si renda conto che non stiamo raccontando, come dire, delle favole, o stiamo narrando una storia che ce la siamo inventata, ma del resto lo sanno anche loro. Sanno benissimo quali che sono i dati, sanno benissimo quali sono le difficoltà. C'è un problema di risorse, è vero, ma le risorse in questo caso bisogna tirarle fuori da qualche parte e dare una priorità, come dire, ai problemi che sono per davvero prioritari, e quello della non autosufficienza lo è. Assolutamente. A livello, ultima cosa, siamo in chiusura, a livello territoriale invece cosa state organizzando adesso? A livello territoriale, come dicevo, stiamo continuando con le nostre assemblee territoriali, ci stiamo confrontando con gli amministratori locali. Con gli amministratori locali diciamo una cosa molto semplice: dobbiamo agire in alleanza, perché i problemi che abbiamo noi sono gli stessi che avete voi, perché l'utente sarà pure, come dire, uno che rappresentiamo noi, ma è pure un cittadino del vostro comune. Quindi bisogna cercare di fare un'alleanza, trovare gli strumenti adeguati e aiutarci a vicenda a risolvere, ripeto, un problema che ormai è trasversale ed è di tutti. Renato Bressan, grazie mille, buon lavoro, so che ne avete anche tanto da fare. Noi continuiamo la nostra trasmissione, questi sono punti molto importanti, ricordando sempre che le sedi dello SPCGIL sono presenti in tutti i territori, nelle province, nei comuni più piccoli. Fatevi controllare la pensione, perché come ripetiamo ogni volta si scoprono degli
tra virgolette ammanchi, cioè dei diritti inespressi che possono essere rivendicati, quindi soldi e anche importanti che si possono recuperare a fronte di un'attività continua e capillare di grande preparazione delle sedi dello SPI-CGIL. Grazie, noi ci vediamo dopo la pubblicità per continuare la nostra trasmissione con gli approfondimenti in studio.